Buonasera amici di Rugby House, buonasera, benvenuti nella settimana di passione rosso-blu, la settimana prima della finale, una settimana vibrante, forse come da anni non si viveva in città, per mille motivi che andremo poi a snocciolare nel corso della trasmissione con i nostri due ospiti. Come ogni anno al termine della stagione fa la sua presenza qui da noi il nostro presidente, Francesco Zambelli. Presidente, benvenuto. Grazie, grazie del benvenuto. E visto che l'abbiamo cercato molto durante la stagione, non sempre è disponibile, Ivan, benvenuto ancora tra noi una settimana dopo, insomma. Grazie, ciao e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, Presidente, partiamo da lei. Intanto un dato di fatto chiaro, siamo in finale e questo era un obiettivo sicuramente inizio stagione, per cui fin qui siamo arrivati e feedback sicuramente positivi per questa stagione. Sicuramente questo obiettivo non poteva essere sbagliato, mancato e siamo arrivati qui senza indecisione per quanto riguarda la regular season, perché abbiamo perso una partita, poi la seconda era influente ormai, pazienza, però è chiaro che almeno questo obiettivo non poteva essere sbagliato e in ogni modo siamo arrivati, sono contento, posso anche dare del merito, ma prima di dare merito totale bisogna vedere come finire la finale. Aspettiamo ancora qualche giorno, vero, sì, Presidente, per dare il merito totale. Ivan, Rovigo Calvisano, le due contendenti che tutti avevano già individuato inizio stagione, si ritrovano ovviamente per la finale. Sì. Era la finale pronosticata alla vigilia ed è stata la finale poi arrivata. Le due favorite ci sono arrivate su percorsi diversi. Il Calvisano ci è arrivato in carrozza con una stagione da record, da squadra praticamente imbattibile, perché ha perso una partita con un calcio all'ultimo minuto e ne ha pareggiata un'altra con Rovigo con una meta all'ultimo minuto, un'invenzione, e poi non ha sbagliato, praticamente non ha mai sbagliato una partita, perché non si può dire che abbia sbagliato quelle due partite. E Rovigo ci è arrivato dopo una prima parte da dominatrice, una seconda parte un po' più titubante e soprattutto un playoff che è stato veramente torrido e che ha messo in luce anche quelli che possono essere i difetti, i problemi di Rovigo. Quindi se bisogna fare un pronostico sono arrivate le due, ma ovviamente adesso è nettamente favorita Calvisano. Ecco, Presidente, Ivan evidenziava qualche passaggio vuoto della squadra, una semifinale sicuramente molto più difficile per Rovigo con Mogliano rispetto a Calvisano con Viadana. È uscita anche una parte però della squadra che forse è stata più latitante qualche mese or sono, che è il carattere e la voglia di arrivare, la cosiddetta fame. Ed è una caratteristica, voglio dire, che a noi piace molto di più forse di qualche errore. Sicuramente la prima parte del campionato è uscita facile, si potrebbe dire, frutto sicuramente del lavoro iniziale degli allenatori, frutto delle caratteristiche dei nostri giocatori, però la prima parte della stagione è venuta fuori dove non si è vista la fame, si è visto bel gioco, si sono visti i risultati, entusiasmo, e su quell'onda sembrava anche tutto facile, ripeto. E successivamente, dopo qualche esitazione, negli ultimi tempi le vittorie sono state più sudate e qui abbiamo effettivamente rivisto la necessità di tirar fuori le unghie e di tirar fuori il carattere, tirar fuori il cuore rosso-blu. Mi sembra che questo sia vero e speriamo che questa riscoperta prosegua fino alla finale, effettivamente sì. Ecco, Ivan, grinta, fame, abnegazione, tutti i valori che nella finale saranno fondamentali. Sì, questa voglia di combattere che ti ha permesso di portare a casa il risultato sia a Mogliano che qui è l'ancora a cui ci si aggrappa per tentare di sovvertire un pronostico appunto che ci vede sfavoriti, insieme all'alea della partita unica, della partita secca. Insomma, abbiamo visto in tante occasioni, anche abbiamo pagato sulla nostra pelle, no, di Rovigo, il fatto che su una partita secca tutti i risultati possono venire, dipende appunto dall'approccio, dal carattere e da come in qualche modo si metterà la partita. Speriamo che queste indicazioni portino bene sabato. Ecco, Presidente, secondo lei, prima di andare a vedere le immagini della semifinale, qual è stata la peculiarità della squadra o l'aspetto che più le è piaciuto?
Sì, la tendenza sia degli allenatori che della squadra di far giocare tutti le circostanze iniziali del girone d'andata hanno favorito questa tentazione, questo desiderio ed è stato anche piacevole vedere che potevamo fare conto su una rosa completa e intercambiabile. Finché le cose appunto erano facili, questa situazione si è realizzata abbastanza di frequente e quindi quella era una bella cosa dal punto di vista societario, perché noi in principio abbiamo messo insieme questi ragazzi, non si sapeva come si sarebbero integrati e quindi era un po' tutto da vedere. Il comportamento della squadra dell'insieme nella prima parte del campionato effettivamente aveva creato questa grande attesa e questa grande soddisfazione. Poi comunque la seconda parte, come già detto, ha preso un'altra piega, dove i ragazzi hanno dovuto esibirsi con più qualità, la qualità corale a un certo punto è diventata indispensabile e quindi adesso qua, un po' per necessità, un po' perché è comunque bello, adesso apprezziamo di nuovo la grande voglia, la grande fame. Se parliamo dei giocatori, le cose più apprezzabili sono queste. Tutti devono di nuovo riscoprire la fame e il dovere che hanno di onorare la loro posizione in una società, in un popolo che sia la società che il popolo rossoblu sta dando molto a questi giocatori. Non possono dimenticare, non possono pensare perché sono a Rovigo praticamente al massimo di quello che è l'eccellenza attuale, sono a posto sì e no, devono guadagnarsela e devono dimostrare che meritano di essere qui, perché facciamo un sacrificio tutti per fare in modo che questo continui. Che cosa è piaciuto di più? Qualche individualità? Ecco, abbiamo un gruppo di giovani nostri di Rovigo che hanno fatto valere, si sono fatti apprezzare. Questa è una grande soddisfazione, perché sappiamo che nel prosieguo del nostro cammino qualche ragazzo che non è di qui può stare qui ma potrà anche andare via, mentre possiamo fare affidamento che i nostri possano continuare più a lungo, insomma, ecco. Rilasciandomi al Presidente, la meglio gioventù, chiamiamola così, Rodigina, rossoblu, spenderemo sempre i soliti nomi, ma è giusto anche farlo. Gente come Andrea De Marchi, Edoardo Lubian, ma lo stesso Matteo Ferro, che non può giocare o non ha potuto giocare alle semifinali, dicono sì, vero, ho delle richieste, è ovvio che se voglio un futuro in ambito rugbyistico forse dovrei andare via, ma questa è la mia squadra, questi sono i miei colori e voglio restare qui. Quanto fa piacere, Ivan? Secondo me queste dichiarazioni devono essere prese come punto di partenza per una ricostruzione di quello che è lo spirito rossoblu, sapendo che non sarà mai come nel passato, quando avevi 12, 13, 15esimi della squadra prodotta a Rovigo, e soprattutto non sarà mai come nel passato, perché nel passato questo era il vertice del movimento. Adesso non dobbiamo dimenticarci che siamo il secondo livello dopo la Celtic, quindi se qualcuno poi vuole provare a fare strada è inevitabile che debba andarsene da Rovigo, però si può cercare di costruire un percorso per cui può fare qualche anno qui. Calvisano ad esempio lo sta facendo con i 4 che adesso andranno alle Zebre l'anno prossimo, in qualche modo gli hanno fatto da incubatrice. Stein gli è stato lì un anno, ci starà un altro e poi ci andrà, quindi si tratta di adeguarsi alle nuove esigenze dell'alto livello italiano e di mescolare questo con quello che è lo spirito rodigino. Poi ci sono giocatori che magari non faranno mai il grande salto, allora possono rimanere delle bandiere della città e rimanere di esempio per i ragazzi che poi verranno su dalla giovanile e continueranno. Sì, certamente. Prego, Presidente. Però sull'argomento che cosa ha fatto piacere di più,
Posso dire che i due eventi, uno fortunato, uno adesso sfortunato, quello di Ruffolo che nonostante fosse chiamato e lui già qualche giorno fa ha detto resto qui, e anche Van Nicker che sfortunatamente anche lui tirato per la giacca, non si saprà mai quanto vero o quanto non vero, comunque qualche giorno fa lui ha firmato, dice io resto qui, quindi questo fa piacere, che poi mi dispiace, gli faccio gli auguri che si rimetta, che torni presto a far vedere quello che vale, però comunque sia questo è un fatto di un certo pregio che fa orgoglio. Molti altri avrebbero fatto la stessa cosa, ho citato questi due perché questi due erano in circostanze particolari per anticipare questa cosa, molti altri avrebbero, lo dicono, rinnoviamo, firmiamo, abbiamo detto vabbè ormai andiamo alla fine del campionato, e quindi non è che quel che abbiamo fatto con questi due sia una cosa fuori scorretta rispetto agli altri, sono tanti quelli che hanno chiesto di restare. Però questi due erano anche chiamati altrove, quando hanno detto stiamo qui, firmiamo, era giusto farlo. Non deve fare scalpore, non deve fare invidia agli altri perché non cambia nulla, ecco. Però era giusto dirlo. È che da Presidente le riempie il cuore questa cosa. Sì, certamente. Andiamo a vedere le immagini della vittoria in gara 2 della semifinale fra VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta e Marchio Mogliano. Parte flick flock, la fanfara dei bersaglieri, un battaglini strapieno di gente con i colori rosso-blu in grande spolvero. Ecco che entrano i padroni di casa della VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta, naturalmente al passo del bersagliere per gara 2 di semifinale. Il Marchio Mogliano è già in campo, ha preceduto naturalmente la squadra di casa. Gara 2, un cordiale saluto da Alberto Guerrini e da Antonio Romeo, buon pomeriggio e buon rugby. Con le riprese di Alberto Gambato siamo qui a proporvi gara 2 di semifinale, dopo che la squadra rossoblu si è imposta a Mogliano col punteggio di 22-19 e quindi grande equilibrio. È tutto da decidere oggi per chi raggiungerà il Cami Calvisano nella finale di sabato prossimo. Pac appunto, poi Edoardo Lubian, Edoardo Ruffolo, le terze ali, Jean-François Montariò, Giuseppe Boggiani, saltatori, Rohan, Maoni e Quaglio. Le prime linee, la prima mischia vinta da Rovigo. E subito andiamo a attaccare verticalmente con McCann, ma prendiamo un calcio contro per un ingresso laterale sul tentativo di pulizia del pallone. Mogliano gioca subito una palla veloce, questo vuol dire che sono pronti alla sfida, pronti alla battaglia. Un bel calcio di Padovani per se stesso che finisce nelle mani di Onori, che va direttamente in mezzo ai pali. È iniziata più o meno così con una segnatura di Mogliano, poi Rovigo è riuscita a riprendere la partita in mano. Ora vediamo la reazione del rossoblu, ci aspettiamo una reazione del rossoblu, vediamo e cerchiamo di sfruttarlo quando ce ne sarà occasione durante il match. Allora, molto bene Ragusi che va a prendersi al volo questo pallone per Rodriguez, lo muoviamo. Frati all'esterno, inserimento di Cicci Basson, pallone Angawini. Siamo sui 40 metri. Splendida iniziativa rossoblu. Guarda cosa ha fatto Joe. E andiamo in meta, Alberto, andiamo in meta. Splendida. Con Andrea De Marchi su mani stupendi di Van Ecker che nella sobria difesa e scaricare il passaggio rimane a terra infortunato. Molto potente. Abbiamo avuto però un paio di incertezze nella nostra linea difensiva. Frati chiaramente sul pallone. Sì, vedi nel frattempo la difesa di Mogliano molto preparata fuori in attesa dei giocatori rossoblu, infatti il placaggio avviene immediatamente da parte dei Barbini. Decidiamo il largo, via palla a Mirko Bergamasco che però viene placato, ma il placatore non lo lascia. Esatto. E Fassone comanda un penalty. C'è stata un'aggressione da parte della difesa di Mogliano su Mirko Bergamasco con un placaggio e tentativo di recupero. Ed è proprio Mirko Bergamasco che lo ha rilevato. Cicci Basson centra i pali e dunque il Rovigo passa a condurre 8-7 e adesso a maggior ragione ha un piede nella finale. Numerose commesse in gara 1. Stiamo a vedere ora questo ingaggio, vediamo l'arbitro Falsone. C'è una buona pressione da parte del Rovigo, però riesce Mogliano a vincere il pallone e a ripartire molto velocemente con il numero 8, palla già fuori.
buco di Padovani che vola in meta Padovani, distrazione difesa rossoblù e Padovani attacca un corridoio e porta un'altra volta il pallone oltre la linea di meta. Per quanto riguarda la difesa del Rovigo, perché sono cose che non devono più succedere, insomma era una parità numerica, perché si partiva da una mischia ordinata, quindi non c'era gioco rotto. Naturalmente subito una perdita importante, quella di Giovanni Kerk, ma Mirko Bergabasco ha recuperato dal fastidio muscolare, sicuramente darà un grandissimo contributo al 100% anche per Mirko. Crolla la prima linea, interviene Fassone, calcio di punizione per il Rovigo. Quintalaggio, dico bene Antonio, partite come queste, nei minuti finali, il caldo si sente. E Ale! Grande Steffi, altri 3 punti per il Rovigo. Di loro è bene sul pacchetto avversario per indurlo anche a un eventuale fallo, come si è visto. Spinge in anticipo Mogliano, spinge in anticipo Mogliano, si è visto benissimo un balzone. Vai Andrea, vai, mettila lì, bravo Andrea. Di De Marchi, ci siamo. Strepitoso Andrea De Marchi col pacchetto del Mogliano che doveva essere sanzionato per spinta anticipata. Ha girato un po' largo, ha preso un corridoio, è andato in mezzo ai pali e la mischia di Mogliano era ancora lì che stava cercando di portare a casa un colpo mortale per le speranze dei trevigiani. Si è rigirata la partita, arriva Bacchin a dalla pulire parte dei compagni, Bacchin per Fadalti, vediamo cosa succede. Là siamo un po' in difficoltà in difesa dalla parte esterna, infatti Padovani muove subito il pallone per Barbini, trova il break in terza linea, attenzione Halvorsen, poi di nuovo il seconda linea Lazzaroni, ben ottima placcato da percussione. Ragusi, sì, è un ottimo possesso. Repetto, dentro, Barbini ancora, in mezzo ai pali. Barbini mette in mezzo ai pali, incredibile, attenzione! Crescendo stagione dopo stagione, gli è stata data fiducia e lui la sta veramente ripagando arriva la trasformazione di Nicola Fadalti. In un ottimo modo. Il primo tempo che si concluderà verosimilmente. Ai, spinta del Mogliano, no, c'è un calcio di punizione. Però c'è un intervento di Fazzone che sanciranno chi approderà nella finale che segnerà il titolo. E così 24-18 finisce il primo tempo, anzi no, il triangolino tricolore, De Marchi che non vuole nemmeno guardare l'esito di questo calcio di punizione, che è felice. 21 punti per il Rovigo, 24 Mogliano. Ripeto, 5 mete solo nel primo tempo e abbiamo altri 30 minuti di gioco in questo secondo tempo tra VFMCZ Rebi Rovigo Delta e Marchio Mogliano. E poi è calcio di seconda. Parte da Andrea De Marchi, l'autore delle 2 mete rossoblù. Veramente un ariete, oggi abbiamo visto fare cose inaudite per un ragazzo giovane. Una splendida meta partendo da numero 8. Sì, insomma non è certo uno che abbia il fisico da numero 8, ma ha sicuramente la grinta e l'intelligenza per fare bene anche in questo ruolo. Appenander di Bassano, palla recuperata, attenzione da Ruffolo mi sembra. Si incuna nella difesa di Mogliano, siamo dentro i 22, una palla veloce, McCann fa il playmaker, Rodriguez, Billingawini si sbarazza del primo difensore. Cambia tutto, si sposta a destra Angawini, ritorna sulla... Siamo sui 15 metri all'interno dei 22 con una palla che pensa a Boggiani attaccare dritto, mettiamo, ora c'è una superiorità, ci vorrebbe una palla veloce e delle buone mani per Ragusi che vola in meta. Ed è meta del Rovigo! Non è meta, forse non è meta. Incredibile! Incredibile azione del Rovigo, splendida iniziativa. Il caldo giocherà, il caldo che fa sicuramente sfiancare gli avanti. Andiamo in mezzo ai pali per una meta tecnica. Molto bene. Ci siamo, questo credo che sull'economia di gioco del Mogliano incide parecchio, quindi questi 10 minuti di superiorità con questa meta fatta, Rovigo deve cercare di sfruttarli al meglio. Mi dispiace dirlo, ma questa volta ha ragione Mogliano. Bravissimo Enrico Fadalti, trasforma. Sì, assolutamente intaccato l'equilibrio di questo match. Niente. Fadalti centra i pali. E così 30 punti per il Marchior Mogliano, 28 per il Rovigo. Ci vuole un po' di velocità adesso. Palla Billingawini. Gavini attacca all'interno, ma Candiago appena entrato, bello fresco, se lo va a prendere e lo mette a terra. E poi c'è un penalty per il Rovigo. Qualcuno si lascia andare alla scaramanzia. È proprio Andrea De Marchi che non vuole guardare, così come faceva Guancilegora, mediano di mischia del Rovigo di qualche anno fa. Fuori. Sbaglia!
Basson sbaglia e allora andiamo a vedere questa mischia importantissima al 32esimo minuto. Calcio di seconda, vai Andrea, vai, attacca dritto, vatti a prendere. Sbanabanghete viene messo giù, viene fuori molto bene. Ancora avanzamento, mettiamo il pallone a disposizione, via, fuori gioco di Bachin, assolutamente ha anticipato la salita. Mogliano. Ed eccolo lì su placcaggio, il giocatore Mogliano non rotola via. Siamo di Rovigo e siamo contenti se praticamente Rovigo oggi ce la fa, però... il pubblico con un biglietto ha visto 3-4 partite diverse. Palo e poi la palla entra, un pizzico di fortuna aiuta il Rovigo. Mamma mia Antonio, che cosa ci tocca vedere oggi? Che attende e fissa la difesa avversaria. Frati, palla fuori, Basson, alza Appenander. Se questo è ottimo, se rimane fuori dai 22 impedendo la chiamata del Mark. Non c'è chiamata del Mark. Onori, contrattacco dall'altra parte, Mogliano, attenzione. McCann su Onori lo mette a terra, lo gira dalla parte del Rovigo, molto bene il gesto tecnico di McCann, ma il possesso rimane a Mogliano. Alvorsen tiene vivo l'ovale per il Mogliano, grande azione di rossoblu. Lubian, Edoardo Lubian è il man of the match, Lubian è il man of the match. E guadagna un penalty per il Rovigo, perché ci sono delle proteste costanti. Ma Luciano Rodriguez per quello che ha fatto con palla in mano, ma non è detto ancora nulla. Stiamo a vedere questo tentativo di Basson, la palla esce di lato al 38esimo minuto. Ben impatato ancora da Edo Lubian. Cornwell apre a tutta su Galon, messo giù da Bergamasco. Mirko Bergamasco che lo imbraga a terra, molto bene. Mogliano non ha guadagnato neanche un metro. Ancora Candiago azione col con cuore. Edoardo Candiago. Mogliano col cuore. Jeff forse stroppo palla. Mirko Bergamasco purtroppo mette la palla fuori. La partita forse è finita. Andiamo in finale, Alberto. Andiamo in finale. Che coraggio Rovigo. Una finale. Andiamo in finale. Antonio. Un grande Mogliano non ha voluto fino all'ultimo secondo togliersi lo scudetto dal petto, ci ha creduto fino in fondo e per una parte della partita ci aveva anche messo in forte discussione, ma Rovigo è rientrato in campo nel secondo tempo con un grande cuore, un Lubian in più secondo me, sembravano due. Per me il man of the match è Edo Lubian, complimenti allo staff e soprattutto grosso sangue freddo nel gestire gli ultimi minuti di gioco, non facendo falli stupidi, usando il piede e tenendo Mogliano nella sua metà campo. Esatto Antonio, c'è da dire che Rovigo oltre al proverbiale orgoglio ha messo nel secondo tempo molto fosforo in questa partita. Questa è stata una vittoria di squadra veramente, mi è da piangere vedere il pubblico felice. Era quello che volevamo fin dall'inizio del campionato e adesso ci proveremo fino alla fine, finché non finisce questo campionato, cercheremo di portarlo a casa. No, Mogliano è una grandissima squadra, muove molto la palla e nei primi minuti ci ha fatto pesare un pochettino perché dovevamo correre da una parte all'altra del campo e quindi è stata un po' una sofferenza all'inizio, però le partite si giocano in 80 minuti e noi l'abbiamo portata a casa, quindi non c'è niente da dire. Faccio i complimenti a Mogliano per come hanno fatto queste semifinali, grazie di tutto. Queste semifinali si giocano al Cardio Parma, fino per esempio al 20° del secondo tempo non eravamo neanche dentro la finale, quindi ci abbiamo creduto fino in fondo e questo ci ha premiato, insomma. Diciamo che in questo anno soprattutto è aumentato l'affiatamento perché giocando più insieme e lui è ritornato dall'infortunio al ginocchio che ha avuto, c'è stato questo affiatamento sia dentro sia fuori dal campo, che c'è sempre stato fuori dal campo come amico, uno dei migliori amici della mia compagnia, insomma una persona fantastica. Io parlo personalmente, il caldo quest'oggi l'ho sofferto un sacco, soprattutto sulle gambe, sentivo proprio come una forza che ti tirava indietro, insomma. Però dalla pausa tra primo e secondo tempo e tra i water break ci siamo piano piano sollevati. Abbiamo guardato in tribuna, abbiamo visto le tribune piene, ci siamo detti bisogna vincere a qualsiasi costo. Allora, la prima meta è stata sul passaggio di Billy, ho fatto questo sprint, avevo le gambe fresche, quindi ho fatto quello che dovevo, insomma. E la seconda da mischia, sono ripartito dalla parte sinistra mi sembra,
e ho rotto il placcaggio sull'apertura e mi sono tuffato. Era una partita che ho sentito molto durante la settimana e avevo voglia di giocare, e dare grinta anche agli altri compagni, urlare in campo, farmi sentire, insomma, e sono contento di me stesso e di tutta la performance della squadra. I miei genitori sono strafelici per me, sono i genitori più buoni del mondo, mi hanno sempre secondato, essendo 2 insegnanti di educazione fisica, e mi hanno sempre spinto e dato una mano sul punto di vista fisico, insomma. Mi lasciano un po' per le mie, insomma, mi parlano meno, mi lasciano stare, anche perché inizio settimana ho detto: guarda mamma, papà, lasciatemi tranquillo, anche se devo fare una cosa non mettetevi in mezzo, intromettetevi, e loro hanno fatto così e hanno fatto quello che ho chiesto, insomma. Guardi, alla fine l'amarezza resta, perché giocare bene non basta, no? Effettivamente, chiacchieravo prima col direttore sportivo del Rovigo, commentavamo appunto il bel gioco, ma giustamente mi faceva notare che le hanno vinte tutte e 2 loro, per cui, anzi tutte e 4, compreso il campionato. Per cui abbiamo fatto un gran bel gioco, non siamo riusciti comunque nell'obiettivo, che era quello di fare lo sgambetto a Rovigo. Io veramente lo considero un risultato eccezionale. Noi siamo una realtà che non lo dimentichiamo mai, è una realtà piccola, e sono 3 anni consecutivi che giochiamo le semifinali. A metà campionato probabilmente pochi avrebbero immaginato che saremmo arrivati qui, e non solo fuori da Mogliano, anche da noi pochi lo avremmo immaginato. I ragazzi sono stati eccezionali, così come lo staff tecnico è riuscito a raddrizzare una situazione che sembrava realmente compromessa, per cui io sono soddisfattissimo. Resta un po' l'amaro in bocca di non aver centrato la finale, però resta comunque un grande risultato. Dopo tante stagioni ormai noi il nostro meccanismo lo abbiamo abbastanza consolidato. A livello di risultati sportivi, noi non dimentichiamo mai che ci sono sempre anche tutti gli avversari, per cui impegnarsi sui risultati è qualcosa di estremamente azzardato. Per quanto riguarda i nostri meccanismi, direi che ormai sono abbastanza consolidati, restiamo assolutamente coi piedi per terra, non facciamo nessun passo più lungo della gamba, continuiamo nella nostra tradizione, che è quella di impegnarci e costruire un passettino alla volta qualcosa che resti. Ma guardi, io tra l'altro ho il cuore diviso a metà, perché sono bresciano e vivo in Veneto, per cui diciamo che se guardo alla storia della mia famiglia dovrei essere tifoso esclusivamente calvisano, però la mia storia rugbistica è tutta veneta, perché ho iniziato a giocare a 14 anni e sono rimasto in questo mondo. Diciamo che mi auguro che vinca il migliore, che sia una bella partita, tanto quanto sono state 2 belle partite quelle che abbiamo disputato noi con Rovigo. La partita è grandiosa se alla fine la vinci. Rovigo è stato più pragmatico di noi sulle 2 partite e basta, non c'è molto più da dire. Se noi continuiamo a perdere una quantità enorme di palloni, puoi fare tutto il gioco che vuoi e alla fine vieni castigato. Peccato, perché c'era lo spazio per poter passare e niente, in bocca al lupo a Rovigo. Sai, sono partite che si giocano su dei dettagli, magari prendi pressione su un calcio, ritorni vicino, queste partite qua si giocano su poche cose, quindi sai, basta rimettere un calcio, pressione, perdi 2 palloni, la squadra ritrova fiducia, è molto difficile da dire. Niente, probabilmente siamo ancora un pochino globalmente giovani per gestire queste situazioni qui, e sai, quando c'è un momento di pressione gestire meglio la partita, magari andare di là giocando al piede meglio, e Rovigo l'ha fatto un po' meglio di noi, quindi alla fine ha giocato a rugby proprio bene e ci ha cacciato 3 mete, no 2 mete, e poi l'altra ci ha cacciato 2 mete di qualità. La prossima volta me ne sto zitto, così non gli faccio venire la voglia. No, io credo che sia stata una grossa tattica da parte degli allenatori, che hanno voluto portare a casa la prima partita, giocare un primo tempo aperto come hanno fatto, e poi chiuderla levandoci le fonti di gioco. Questa è stata veramente una chapeau a questa messa in piazza di questa tattica. Ma è meravigliosa, anche perché Replay è una ragazza che sta qua dentro intervistando, si chiama Giulia Replay, quindi è dovuta... come l'iscrizione mi pare che sia
L'hanno tirato via, l'hanno tirato via. Ti piace il replay? Sì, sì, mi piace una ragazza che si chiama Replay di cognome che abita qui a Rovigo. Guarda, onestamente Alberto, non è che abbiamo proprio cambiato modo di giocare, è che eravamo consapevoli del tipo di tattica che probabilmente Mogliano avrebbe adottato. Hanno spinto tantissimo all'inizio, ma sapevamo che il 25 di maggio con 30 gradi al sole è un ritmo che fisiologicamente e umanamente non puoi sostenere, per cui siamo stati molto bravi secondo me a rimanere attaccati alla partita, anche se forse 6 punti erano un po' troppi a fine del primo tempo e potevano far pensare al peggio, ma abbiamo cominciato benissimo il secondo tempo con 3 punti, poi la meta di Simone, e da lì ci siamo anche convinti che le previsioni, le strategie che avevamo pensato per questa partita ci avrebbero potuto portare in finale. Così è stato, perché alla fine nel secondo tempo siamo stati molto bravi a controllare il territorio, a controllare il possesso, a colpire quando dovevamo colpire. Magari è mancata un po' di fortuna in un paio di calci piazzati che avrebbero potuto farci finire la partita in modo un po' più tranquillo, ma è bellissimo, molto bello. Sapevamo che nella loro metà campo dovevamo fare questo tipo di gioco, siamo stati bravi però poco pazienti, perché in un paio di occasioni avremmo potuto magari fare qualche fase in più, magari per prendere un calcio di punizione a favore oppure per segnare la meta. È qualcosa che dovremmo migliorare in vista di sabato, perché sono convinto che Calvisano è una squadra che, se attaccata, se riesce ad alzare il ritmo, va in grosse difficoltà. L'ho dimostrato queste 2 partite contro Viadana, che quando Viadana è riuscita a muovere la palla e a fare un po' di ritmo mi sono passi un po' in difficoltà, un po' col fiatone. No, volevo fare i complimenti a Dema per la partita che ha fatto, perché alla sua età giocare una semifinale scudetto a casa tua davanti a un pubblico del genere in una partita così difficile, giocarla con la personalità che ha dimostrato è da grande giocatore, per cui faccio complimenti a lui personali e complimenti poi a tutti gli altri ragazzi dal primo all'ultimo, non solo quelli che sono scesi in campo, perché se siamo arrivati in finale è veramente merito di tutti. Edo sì, ha fatto un'altra delle partite mostruose che ci ha abituato soprattutto anche ultimamente. Edo è un giocatore che più la posta in palio è alta, più sale la pressione, più alza il livello, più alza la sua asticella, ed è un esempio, spero che in tanti seguiranno, perché sabato abbiamo bisogno di tanti Edoardo e di tanti Dema. Abbiamo fatto una lunga premessa, abbiamo parlato della semifinale, adesso però abbiamo già detto che questa è la settimana di passione. Passione su più fronti, positiva, negativa, una città in festa, una città anche un po' arrabbiata. Presidente, come intitolava Ivan un paio di giorni fa, è veramente tutta colpa d'Alfredo per questi biglietti che non sono stati dati, una città che vuole vivere in prima persona questa finale ma che non potrà? Effettivamente sbalordisce la poca lungimiranza, è vero che c'è un regolamento fatto così, che abbiamo accettato, però chi ha proposto questo regolamento, perché non è sufficiente dire l'avete accettato, e chi pensa ai regolamenti che dovrebbe avere lungimiranza e sapere che cosa potrebbe succedere. Ecco, è successo quello che poteva essere immaginato e poteva essere dimensionato diversamente nell'ipotesi che si creasse questa situazione, però così non è, e a un certo punto il Calvisano o fa comodo o comunque vogliono così, abbiamo vinto la nostra stagione, ce la facciamo qui praticamente ignorando che noi Rovigo abbiamo 600 abbonati, abbiamo un popolo rossoblu che ci ha seguito sempre e avrebbe diritto di accompagnare la squadra in questa partita importante, quindi non è una questione avrebbe diritto, non può essere il nostro sport migliore di questo giorno, dei prossimi 2 o 3 giorni, di far vedere ai tifosi come si possono organizzare in campo per vedersi la partita, in campo qui a Rovigo, per vedersi la partita a maxi schermo. Insomma, questa è negli anni, insomma, è roba un po' da post guerra, è una roba un po' di altri tempi, di vivere una situazione in questo modo. L'arrabbiatura viene perché
perché forse era immutabile comunque, anche se fossimo stati liberi di pensare, di fare delle proposte creative, credo che non sarebbe cambiato, però c'era stato un input per il quale poteva essere possibile giocare qui. Questa cosa ci ha un attimo messo in stand-by tutto, ogni immaginazione non è stata, era inutile farla, abbiamo atteso e invece probabilmente non è mai esistita questa ipotesi e adesso siamo in questa circostanza. Per di più non può esserci detto vi mettiamo là perché abbiamo il timore di problemi fra i tifosi. Ci mettete là perché vi fa comodo metterci là. Non è questione di timore di cosa. C'è là che potrebbe essere che sia una tribuna scoperta, no? Tribuna scoperta, messi come le sardine, 3 ore là, ci sarà tutta una parte di persone in piedi che impediranno, non so come faranno a resistere 3 ore in piedi, cioè una roba, li considerano posti normali a sedere, vero? Posti normali a sedere, in quella tribuna là ce ne saranno 700-800, non 1500. 1500 devono trovare spazio, quindi... Ma comunque guarda, vengo oggi da là e mi rassegnato ai tifosi di Rovigo, devo dire che per evitare questa cosa l'anno prossimo col Calvisano bisogna vincere tutte e 2 e quindi la finale la faremo qui. Sì, tra l'altro so che la società comunque era pronta, nel senso c'è stata un'attivazione della società per eventualmente ospitare la finale in casa. Questo è pacifico. No, dico nelle ultime settimane, quando è stato questo input. Ma certamente, però non credo che fosse un input sincero, sicché abbiamo perso tempo, è servito per tenerci fermi su tutto e poi trovarci di fronte al fatto compiuto che è immutabile, che non ci sarà nessun Veneto, non dico Rodigino, nessuno verrà a vedere quella partita lì, è come una partita a porte chiuse, 1000 o 1500 di Calvisano, 1000 o 1500 di Rovigo. Ecco, questa è la finale del rugby del campionato di eccellenza. Non ci saranno tecnici, non ci saranno amici, non ci saranno i tifosi dell'Aquila, di Roma, di Milano che vogliono poter partecipare al momento culminante di 2 squadre che hanno dimostrato di essere attrezzate, di ambire e di essere punto di riferimento del campionato. Niente, è una cosa che deve spegnersi lì. Vinca, secondo qualcuno, vinca Calvisano e addio, basta, finito il campionato. Parole tristi ovviamente del Presidente. Tristi ma purtroppo realistiche, che diciamo da tempo e che scriviamo da tempo. Io ho colto la palla al balzo per fare questo articolo con questa citazione di Vasco Rossi, perché mi ha stupito il moto popolare nei confronti appunto di Alfredo Gavazzi, tra l'altro presidente e persona che io stimo tantissimo, come lui ben sa, ma che in questo caso appunto mi ha stupito il fatto che la gente avesse in qualche modo imputato a una sua mancata lungimiranza il fatto di illudere prima Rovigo che si poteva fare una finale a Rovigo, e secondo me sarebbe stato sbagliato. La vera soluzione poteva essere una finale in campo neutro, tipo Brescia, che poi tanto neutro non era, dove poter ospitare tutti gli spettatori che potevano venire e dove creare quella festa, come dice il Presidente, che fino a qualche anno fa, quando le finali erano gestite dalla Lega, esisteva a Padova, a Monza, le abbiamo viste. Da qualche anno a questa parte, da quando il campionato di eccellenza è diventato in realtà un campionato di formazione, come lo chiamano a livello federale, cioè che deve formare i migliori giovani per andare alle franchigie e poi a livello internazionale, è diventato un campionato dove va bene giocare anche nel modo in cui ha appena detto il Presidente, cioè a semiporte chiuse, che sia Calvisano. Prato l'anno scorso è stato un altro esempio uguale, solo che l'anno scorso non c'era Rovigo, e quindi mettendo insieme i tifosi di Prato e i tifosi di Mogliano, comunque quello stadio è bastato, anche se mi hanno raccontato cose abbastanza squallide di come è stata come spettacolo quella finale, non in campo, intendo fuori. E lo stesso è questo, cioè il campionato è questo. E diventerà sempre peggio, perché qualche società sparirà. Abbiamo già una
una squadra di Stato che sono le Fiamme Oro, fra 2 anni ne arriverà un'altra che è l'Accademia Federale, e quello che è lo spirito, no, dei club, la rivalità, la voglia di valorizzare un evento non interessa, insomma, cioè, diciamocela chiara. Io la dico da sempre ed è per questo che magari non sono molto apprezzato in certi ambienti. A questa gestione federale interessa solamente riempire l'Olimpico e portare avanti la nazionale da un punto di vista di valorizzazione e spettacolarizzazione del rugby. Tutto il resto va bene in questo modo, ecco, e il campionato si adegua e questa ne è la logica conseguenza. Però recentemente il Presidente Gavazzi ha detto che bisogna lavorare per portare più pubblico allo stadio. È scritto nel suo programma di campagna elettorale che avrebbe fatto un grosso piano di marketing per rilanciare il campionato. Abbiamo visto, forse era questo il piano di marketing. Io in questo ultimo anno ho tollerato il mio operato come presidente del Rugby Rovigo o come presidente di una società che vuole portare avanti il rugby, vivere il rugby e essere il punto di riferimento, però contemporaneamente ho introdotto un argomento che era quello che o c'è uno spiraglio, allora anche prima di un anno fa non parlavo di doji, ma uno spiraglio, un cambiamento che o si arrivi a un campionato più importante con gli 8 oppure avere franchigie. E in questo ultimo anno diciamo che la mia prospettiva di continuare a fare questo lavoro anche teneva conto che doveva esserci uno sbocco. Poi ultimamente sembrava che lo sbocco fosse arrivato, ma se quello sbocco non c'è, se la nostra missione è questa, è chiaro che non è che io possa esibirmi per tanto tempo ancora a fare questa cosa, perché a me le cose piace farle bene, piace mettermi in evidenza, ma dico io, ma dico chi sta insieme a me, la società, i tifosi, i giocatori, quindi perché questo possa continuare effettivamente deve esserci una valorizzazione anche di questo tipo di presenza. Sì, anche perché Ivan, sono un presidente che vive di entusiasmo, ricevere contraccolpi di questo tipo insomma, sono forti, soprattutto non danno spiragli, non danno speranze di sviluppo. C'è l'umiliazione che abbiano pensato di fare una finale proibendo ai appassionati di rugby, non dico quelli di Rovigo, tutti gli altri. Cioè, non so io come abbiano potuto immaginare di farsi la finale per sé. Boia demonio, va bene, facciamo la finale per loro. Dovrebbe essere una festa, ma che festa non sarà da un punto di vista sugli spalti, ovviamente sulle tribune, o poteva essere sicuramente una festa più ampia. Ci siamo lasciati, dice che loro hanno detto che faranno un mega terzo tempo per tutti. Ecco, capito. A mezzanotte voglio vedere io, alle 9, alle 10, alle 11 voglio vedere io. Ma speriamo che intanto a mezzanotte il pullman sia già di ritorno con un po' di colori festanti per le strade di Rovigo, no Ivan? E difatti l'unica cosa è pensare a cercare di conquistare questo benedetto scudetto e questa benedetta finale che ci sfugge da tanto tempo, e concentrarci su questo. Poi quello che è la non valorizzazione dell'evento finale, il disinteresse per il campionato, sono discorsi che ci facciamo e ci rifacciamo e che bisogna spostare ad altre sedi, insomma. Adesso purtroppo questo sta succedendo. Dico, il moto di popolo che mi ha sorpreso e che c'è stato intorno a questo, a mio avviso può essere un ulteriore motivo di scossa per la squadra, no? Parte già sfavorita, dall'altra parte hanno tutta una serie di elementi dati dalle prestazioni, no, di questa stagione, che dicono che il Calvisano è superiore. Hanno tutta una serie di giocatori vincenti perché hanno già vinto, e noi abbiamo pochi giocatori che hanno vinto e tanti che sperano di vincere. Si fanno la finale giustamente perché le regole sono queste, in casa, va bene, tutte queste cose messe insieme con questo moto di popolo, chissà che riescano a dare quello stimolo per ottenere un risultato
risultato che speriamo, insomma, e che non sarà facile ottenere sul campo. Poi per le riforme del campionato, per le riforme delle finali, così bisognerà parlarne in sedi opportune e competenti, però è importante che escano queste cose perché fanno notare che, insomma, così l'organizzazione del campionato non può certo andare, e che c'è ancora qualche città come Rovigo e qualche altra che a questo campionato credono, insomma. Voglio aggiungere comunque che sono fiducioso che fra i nostri ragazzi ci siano ancora tanti giocatori che hanno voglia di vincere questa partita. Non è detta l'ultima parola, perché è vero che le ultime partite sembra che abbiamo fatto un po' più fatica che in precedenza, però ci sono state circostanze particolari che ci hanno portato qui. Alla fin dei conti era anche ininfluente, perché sempre 20 punti abbiamo dato alla terza in classifica, quindi, quindi a Padova per esempio abbiamo perso una partita che ci ha un po' così dato fastidio, però anche quella è una partita che avevamo fatto un primo tempo esaltante, poi secondo tempo si è innescato, ma eravamo anche quella partita là, erano in 4 i giocatori indicati che dovevano andare via, quello ha dato il suo peso. Rovigo che non parte da favorita, Rovigo che aumenta il proprio, la propria determinazione, Rovigo che è molto più Rovigo rispetto a inizio stagione. Sono tutti fattori che ricordano le vecchie finali vincenti. Sì, possiamo anche cullarci in questo, però io sono positivo, per sono d'accordo. Sono d'accordo, ma guarda, io quando dico che Calvisano è favorito e che guardando l'andamento della stagione Calvisano è superiore a Rovigo, non dico che Rovigo non può battere Calvisano, attenzione, perché ne siamo comunque di fronte a 2 squadre che hanno un gap ridotto rispetto a quello che era il gap con quasi tutte le altre squadre del campionato. Quindi in una partita secca, trovando le motivazioni, che è quello che stai dicendo tu, e incanalando la partita in un certo modo, che vuol dire che non devi prendere subito 3 metri, altrimenti poi non li riprendi più, devi tenerli lì attaccati, devi fare un tipo di gioco che è congeniale ai tuoi punti forti e non ai tuoi punti deboli, perché sennò li favorisci, e tutte cose, insomma, che i tecnici sanno benissimo. Mettendo insieme tutte queste cose Calvisano si può battere. Ecco, io non vorrei che quando dico siamo sfavoriti fosse preso come pessimismo o come negativo, no, è un dato di fatto da cui partire. A me il mito dell'outsider è sempre piaciuto, cioè, Pasquale Presutti ne ha fatto un monumento qui a Rovigo, non solo Pasquale Presutti, l'Atletico Madrid nel calcio, anche se ha perso la finale di Coppa Campioni, ma ha vinto il campionato, cioè c'è una letteratura sportiva sterminata di questo, e quindi si fa, cioè si va, si gioca, ben consapevoli delle proprie possibilità, consapevoli della superiorità dell'avversario, ma consapevoli che quell'avversario si può battere, punto. Outsider o primo attore, Presidente? L'importante è vincere alla fine, no? L'importante è vincerla. Io credo che abbiamo i nostri senior che sono qui, che hanno anche loro l'occasione, non dico della vita, però dopo tanti anni, Maoni, Vasson, Montariol e altri, Mirko se giocherà non lo so, cioè, gente che dovrebbe trovare in questa partita la voglia di strafare. Poi abbiamo il nostro gruppo di giovani nostri e anche quelli aggiunti, che anche loro sono lì che scalpitano per dimostrare quanto valgono. Quindi può darsi che c'è ancora un po' di fortuna, non lo so, ma insomma cercando la fortuna può anche darsi di trovarla, non è che quindi cercandola e meritandola, ecco. Quindi insomma abbiamo anche noi le nostre chance, secondo me, che avremmo merito anche complessivo perché fossero esibite queste chance e potessero essere vincenti, insomma, secondo me outsider. In principio il campionato non eravamo outsider, bisogna ammettere che in principio il campionato avevamo messo insieme delle risorse che poi sembravano anche aver dato un immediato frutto, e eravamo già veramente
veramente Fratti e anche De Rossi l'hanno sempre detto, no? Il Calvisano, guarda, no, si è rinforzato, guarda che Calvisano... dopo un partito un po' che non si è messo in luce più di tanto, quel pareggio nostro là ha un po' lasciato intendere che non eravamo outsider, eravamo noi i favoriti. Ora siamo outsider. Poco importa. Poco importa. Avendo ovviamente il Presidente qui in studio, non possiamo non parlare anche del futuro di questa società. Ogni anno lei ci dice quali sono i programmi o un po' ci fa capire quali sono le intenzioni. È ovvio che per come si comportate e per il peso che ha all'interno della città ci si aspetta sempre tante cose, insomma. A parte qualche amarezza, ecco, di prospettiva, però non posso tradire tutta questa attesa, questo attivismo dei giocatori, dei tifosi, degli sponsor. Abbiamo intorno a noi una serie di sponsor, di persone più che sponsor che mi sostengono. Un po' è preoccupante perché lo dicono che lo fanno finché ci sono io, però penso e spero che non sia così, e comunque non posso permettermi di tradire, quindi continuiamo intanto un altro anno, chissà mai che facciamo un ciclo, chissà, ma a parte quello l'intendimento di migliorare, di perfezionare, ecco, questo che abbiamo messo insieme c'è. Perché la squadra c'è, verrà per quel po' che si potrà, insomma, ecco, senza far pazzie, perché il conto economico è di lì che di più non si può. Però già abbiamo un bel conto economico che si mantiene, e quindi insomma io penso che io personalmente lo sforzo di un altro anno intanto lo faccio, cercando di perfezionare e di far vivere serenamente alla società, ai tifosi, ai giocatori e alla città questo momento di credo nel rugby. Ovviamente, ecco, per questo c'è sempre a tenere d'occhio anche il settore giovanile, che per circostanze non mi sono curato, anche perché ci sono altre persone che ne sanno più di me di rugby che lo stanno curando, però ecco, bisogna anche sempre confidare che il settore giovanile possa continuare e possa crescere per fare quell'aggancio, perché se l'eccellenza resterà questa, è chiaro che questione di 1 o 2 anni Rovigo dovrà farcela con i propri ragazzi. Non è che è fatica immaginare di avere dei super giocatori a Rovigo se il campionato di eccellenza è questo. Dovremmo diventare superlativi con i nostri ragazzi. Questo penso che sia una logica corretta. Comunque rassicura sulla sua presenza, sulla stabilità e su quella che è la prospettiva positiva, perlomeno per un altro anno, è quello che diceva lei. Certo. Io personalmente anche lascerei, che se c'è qualcuno che vuole fare presidente, ben lieto di farlo. Personalmente anche mi metterei da parte, perché effettivamente questa cosa, io ancora continuo a lavorare, anche il mio lavoro che è importantissimo, e quindi non è facile. Poi ripeto, io sono uno che vuole che le cose vadano in un certo modo, e quindi le voglio assistere, le voglio anche comandare, se per quello, perché poi lasciar fare, e se poi devi pagare è un problema, quindi bisogna starci attenti. Però insomma un altro anno intanto lo facciamo e poi vediamo un po' come si mettono le cose. Ecco Ivan, vivere questi momenti a Rovigo in questa settimana, cioè camminare per le strade di Rovigo, vedere il colore rosso-blu, vedere comunque l'adrenalina che scorre per le vie, per le strade, nei bar, è impagabile. Sì, ti dà l'idea della passione autentica che questa città continua a vivere con grande passione. Insomma, è una cosa, non so se impagabile dal mio punto di vista di appassionato di sport e di rodigino, è qualcosa di molto bello, gratificante, emozionante, vedere appunto come una città, anche persone che poi non si occupano di rugby nell'arco dell'anno, sono incuriosite o sono attratte da questa finale, da questi giocatori. È un patrimonio, a mio avviso, bello da vivere e che sarebbe importante conservare. Ecco,
Prego, Sì, Presidente. voglio dire che devo dire che personalmente trovo anche tanto affetto, tanto incoraggiamento che va oltre quello che faccio, quindi mi fa anche piacere dire la verità, perché al di là delle mie caratteristiche personali, quelle di voler comandare, di voler essere a fin dei conti il vertice di un processo, al di là, ecco, dei miei difetti anche, trovo effettivamente tanto affetto e tanto incoraggiamento, oltre quello che mi aspettavo, insomma, ecco. Mi saluta un sacco di gente, Presidente, che non conosco effettivamente, che non conosco, non so, una roba. Questa sicuramente è la ripaga di tanti sforzi, no? Sì, devo dire che mi fa piacere effettivamente. Ecco, allora siamo giunti al termine dell'appuntamento. Lei sa, Presidente, che però noi quest'anno abbiamo un giochino sul quanto sei rossoblu, per cui ai noi toccherà anche lei farlo e vedere un po' come va. Quanto sei rossoblu? Quanto sei rossoblu? Allora, partiamo da Ivan, che ormai Ivan è abituato, ne sa. Si è parlato molto di capienza e capacità del San Michele Peroni Stadium, chiamiamolo come vogliamo. Fonte Wikipedia. 4.000. Signori, io qua adesso potrei anche andare a casa perché Ivan è troppo preparato, cioè anche l'altra volta mi ha anticipato. Le prime due gli è andate male, poi si è rifatto alla grande, mantiene il nome. No, era andata bene anche con le seconde. No, sì, Presidente, ha suggerito Jeff Montariolo, ha suggerito la risposta. 4.000 è il Calvisano? Sì, su Wikipedia c'è questo dato. Ma Wikipedia è una libera però attinge direttamente da loro. Ovviamente in questi giorni stiamo toccando che siamo lontani anni luce dei 4.000. Non so Wikipedia cosa dica. Allora, Presidente, adesso tocca a lei. Anche questa potrebbe essere fattibile. Le opzioni sono 3. La domanda è: chi è stato il primo presidente della Rugby Rovigo? Marzullo, Nino Suriani o Granata? Questo Marzullo, andiamo a vedere. In realtà no, Presidente, il primo è Granata. Granata. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti. No, dai, la domanda di scorta. Domanda di scorta, ok. La domanda di scorta. Allora, secondo i suoi dati, quanti spettatori ci sono a Calvisano? O meglio, quanti posti disponibili? 3.000, 3.200 o 2.008? C'è disponibili? Cioè, no, nel senso, quanti spettatori, o meglio, quanti posti a sedere a Calvisano? Sono 2008. Hai detto 3 opzioni? Sì. La più bassa, 2008. Se dicevo 2,4 era 2,4 probabilmente. Sì. Non andiamo a vedere se è giusto o sbagliato, noi ci attendiamo a quello che è la fonte del Presidente. Che dire, ci dispiacerà per molti tifosi che resteranno a Rovigo, speriamo di essere il più possibile al San Michele, ovviamente sabato sera alle 8:30, questa finale notturna che potrebbe dare una gioia immensa alla nostra città e sicuramente darà tante emozioni a prescindere a tutti noi che siamo dei tifosi della Rugby Rovigo. Arrivederci alla festa di domenica sera. Festa di domenica sera? Domenica sera in Piazza Matteotti, c'è all'indomani della partita, c'è la festa della Rugby Rovigo Delta e quindi è la festa dei rugbisti, ci sarà la cena con i giocatori e finiamo la stagione così. Comunque vada, sarà un successo, Presidente. Comunque vada, grazie. Ciao Ivan, grazie. Grazie a voi e buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Arrivederci.